Brunetta ha detto che il voto a Tosi è un voto buttato, come replicare? Ma che saranno i veneti a decidere se il voto a Tosi è un voto buttato. Tosi quando ha fatto le campagne elettorali le ha fatte partendo dal basso, chiedendo il consenso dei cittadini. A Tosi, sindaco di Verona e prima ancora assessore regionale alla sanità, non ha regalato nulla a nessuno e nemmeno i partiti. E quindi bisognerebbe parlare prima bisognerebbe parlare dopo aver prima avuto il consenso dei cittadini, perché parlare con uno scranno in Parlamento che qualcuno ti ha regalato, insomma, penso che non sia un paragone che non si pone. In Grecia si torna a parlare di possibile prelievo forzoso sui conti bancari, c'è rischio anche per noi? Beh, che i conti di questo paese siano assolutamente vicini al dissesto lo dimostra la manovra che ha fatto il governo sullo splittaggio dell'IVA, ovvero sia che gli imprenditori che lavorano per l'ente pubblico non si vedono pagata l'IVA e l'ente pubblico gliela pagherà tra un po' di anni come rimborso. Se uno Stato fa una manovra del genere vuol dire che non ha liquidità, perché non c'è nessun altro motivo che quello, e quindi vuol dire che la situazione italiana dal punto di vista dei conti pubblici è assolutamente precaria. Il voto spagnolo e quello irlandese, che cosa insegna? Insegnano che chi è dato per vincente, come è successo in Francia, che Sarkozy non doveva vincere, come è successo in Inghilterra dove Cameron doveva vincere, anche in Spagna è stato un risultato sorprendente, quindi essere dati per certi vincitori alle elezioni dai sondaggi porta anche sfiga oggi.